Buongiorno, buon pomeriggio, benvenuti a questa puntata del Punto. Come sempre all'anteprima presentiamo un po' i temi di questa puntata di oggi. Oggi entreremo finalmente nel vivo, almeno noi, della campagna elettorale europea. I partiti stentano un pochettino ancora a trovare la quadratura delle liste, i candidati, insomma tante suggestioni, ancora pochissime certezze. Cercheremo di fare un po' il punto della situazione con gli ospiti di oggi. Oggi ve li presento e poi subito ci colleghiamo con Totò per questa anteprima, con le vignette della settimana. In studio Anthony Barbagallo, segretario regionale del Partito Democratico e deputato del Partito Democratico a Roma, la collega Michela Giuffrida, l'onorevole Raffaele Stancanelli, eurodeputato attualmente del gruppo ECR, adesso capiremo perché attualmente, il collega Antonio Condorelli. Ciao Antonio, non lo sento, vediamo se c'è. C'è perché l'ho visto, cioè è qua in studio con noi, ha mosso le labbra, va bene. E dovrebbe esserci collegato anche Giacinto Pipitone, il collega Giacinto Pipitone del Giornale di Sicilia. Adesso ristabiliremo tutti i collegamenti. Ciao Totò, dove sei? Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, sempre più triste. Ah no, stai sorridendo, come mai oggi? Che è successo? Buongiorno. Stai sorridendo. Stai sorridendo, va bene. Allora, vignette, ci racconti un po' qualche fatto della settimana con le tue vignette, poi cominciamo la trasmissione, mi raccomando. Ficcante come sempre, vai. Ficcante fino a un certo punto. Allora, prima vignetta, allora, che è successo? Un problema che si è posta alla NASA. Entro il 2026 la NASA dovrà stabilire che ore sono sulla Luna. E che ore saranno? Che ore saranno sulla Luna? Lo dice la parola stessa. Luna. Luna. Vabbè, Luna. Questa è insomma una notizia culturale. Poi andiamo avanti. Prossima vignetta. Ponte, si è parlato molto del ponte sullo stretto, no? C'è stata, lavori sullo stretto di Messina. A proposito di Unione Europea, c'è stata una frenata sul ponte proprio da parte dell'Unione Europea, insomma a Salvini. Adesso cerchiamo anche di capire questo argomento nella trasmissione di oggi. Allora, lavori sullo stretto di Messina, c'è il tema degli espropri. E noi dove andiamo a dormire? Sotto un ponte. Sotto un ponte, mi sembra corretto. Questa è quella di prima, insomma. No, rivediamo quella degli espropri. Andiamo così un po' a saltare. Il bello di partire sempre. Allora, vai, prossima vignetta. C'è caldo, è cambiata anche la temperatura. Mamma mia, si muore. E ormai non c'è neppure la guerra è fredda. Tutto caldo, non c'è più. Stancanelli sta ridendo. Allora, Totò, ci sentiamo dopo, mi raccomando. Qualche spunto lo tiriamo fuori anche dalla trasmissione. Io vorrei capire se c'è Antonio Condorelli, se no lo salutiamo prima, se lo salutiamo dopo, non si sente. C'è Antonio? Io sono qui in collegamento. Ciao Antonio, eccoti qua, solo per i saluti. E poi se c'è Giacinto Pipitone, che non lo vedo in bassa frequenza, ma dovrebbe Sì, ci sono, spero che mi sentiate bene. Ma che bello, dove sei? Non correttissima. Dove sei? Al bar? Dove sei? A fare l'aperitivo? Sono sul lungomare di Palermo. Bellissimo, però almeno fatti vedere la faccia, perché vediamo solamente un bellissimo sorriso. Giacinto, eccoti qua. Eccoti qua. Allora, l'importante è che ci senti bene. Sigla e poi cominciamo questa trasmissione. Allora, ben trovati, cominciamo la trasmissione di oggi. Dicevo, oggi si parlerà di europee con Anthony Barbagallo, segretario regionale del Partito Democratico. Ancora ben trovato Barbagallo, insomma un periodo un po' difficoltoso. Si sta facendo? Sta litigando col microfono. Ho perso il microfono. Vabbè, tutto il bello della diretta, tutto facciamo. Allora, ce l'avete pronte già queste liste? No, pronte. No, Marolone. Diciamo, c'è un'istruttoria avanzata che è iniziata nella scorsa direzione regionale, in cui il partito ha chiesto a gran voce la candidatura della nostra segretaria nazionale nel collegio delle isole, perché riteniamo che sia il vero valore aggiunto per le battaglie del Partito Democratico, in linea con le battaglie del Partito Siciliano, a partire dall'autonomia differenziata. Il tema della pace, su cui il governo nazionale continua a dimostrare evidenti segni di inadeguatezza, e poi la lotta per lenire le diseguaglianze, che vede il Mezzogiorno sempre più trascurato dal governo nazionale e come dire, con un governo regionale sempre più, con sempre meno idee. Quindi riteniamo che il valore aggiunto di Elly Schlein in lista possa essere
una spinta in più per il Partito Democratico. Adesso facciamo anche un po' di nomi oggi, poi ci dice se sono giusti o sbagliati. Stancarelli, allora lei protagonista, insomma, questa settimana è diventato uomo copertina. Ma quando mai? Ma che uomo copertina è il protagonista? Allora, tutti parlano di Stancarelli che lascia Fratelli d'Italia dopo una vita di militanza onesta, pura, corretta. Grazie per l'onesta, per la pura e per la corretta. Però... però. No, io penso di essere stato abbastanza chiaro. Lei è un attento osservatore politico e mi ha seguito nelle vicende degli ultimi 2 anni, dell'ultimo anno. E io al congresso del mio partito dissi che avrei gradito essere candidato a continuare questa esperienza, un'esperienza per me importante, significativa, dove ho svolto sicuramente con passione, mi auguro che gli altri dicano anche con competenza, il mio ruolo, che non è un ruolo difficile ma non è neanche un ruolo facile, si deve entrare nei meccanismi. Abbiamo la fortuna oggi di avere accanto a noi Michela Giuffrida che ha fatto il parlamentare e sa cosa vuol dire lavorare al Parlamento europeo. Quindi ho detto questo, ho chiesto di sapere se la mia candidatura poteva esserci, se era utile la mia presenza al Parlamento europeo nella prossima legislatura. Sono andato in congresso e ho detto, nessuno mi ha dato risposta, nessuno mi ha detto, un silenzio quasi imbarazzante, e quindi ho deciso di non ricandidarmi più. Quindi la mia decisione nel mese di novembre è stata non mi ricandido perché è inutile bussare se non ti viene aperto. Se non che un mese fa, neanche un mese fa, mi è stata fatta una proposta, sto raccontando quello che è successo storicamente, è stata fatta una proposta da parte di Salvini, il quale espressamente, pubblicamente ma anche privatamente ha detto come facciamo a privarci di una persona che ha lavorato bene, e quindi ecco, e sono in campo. Tutto qui. Ma questo non vuol dire lei era di destra, io sono di destra, rimango di destra. Questo chi l'ha detto? Lei era No, di destra? lei ha detto lei era di destra, non No, è così. non Io sono di destra, sono un uomo di destra. Non l'ho detto. Non nulla, sì, l'ha detto, No, l'ha detto. Lei che era la storia ha detto queste cose. È stato la storia. Andiamo alla moviola. È stato, andiamo alla moviola. È stato, io sono un uomo di destra, rimango un uomo di destra, non ho nulla da rinnegare del mio percorso politico, del mio percorso umano, e continuerò a rappresentare la destra così come la so fare io, ecco, tutto qui. Ma manca un passaggio in tutto questo. Non mi piacciono le polemiche. Perché non l'hanno ricandidato? Questo non lo so. No, ma qualcuno le avrà detto perché no? No, allora io siccome non voglio fare polemiche, No, polemica, ho chiuso, perché no? Non lo so, No, non non lo è so, polemica. non lo so. Un parlamentare che ha lavorato bene. Non lo so, ma non che lo è so. sempre stato di destra, No, che che- ha no, radici no, che è antichissime. sempre stato, Sempre che è stato, di destra. non nega che lo è attualmente. Certo, appunto. Ma perché no? Non lo so, ma ripeto, Non lo dobbiamo sapremo guardare mai. al futuro, dobbiamo guardare non al passato. È successo questo, si vede che non c'erano le condizioni politiche perché io fossi candidato, e per cui io ho preso atto di questo già a novembre dissi non avanzo la candidatura, non c'è motivo che io insista, ecco così. Poi il retroscena non li conosco, non li so, non li voglio sapere, e ripeto, la mia campagna elettorale sarà all'insegna delle prossime vicende, del futuro, di quello che sarò E capace che c'era di- scritto nella lettera che ha inviato a Meloni? Ma è una lettera riservata, quindi non... Capo del partito, il È Presidente del riservato. Consiglio, Poi no. il capo del partito. È riservata. Le lettere che ho mandato sono riservate. Il caso Stancanelli è un Antonio. caso importante. Antonio, di. Il caso Stancanelli è un caso importante, è il caso della politica in questo momento, perché serve per far comprendere all'esterno cosa accade realmente dentro Fratelli d'Italia. Ricordiamoci che Raffaele Stancanelli è stato il primo a sposare Fratelli d'Italia in questa parte della Sicilia, quando altri invece non erano così ottimisti nei confronti del partito di Giorgia Meloni. Ha fatto la campagna elettorale, io me lo ricordo, all'Excelsior, scendendo in campo da solo e contro molti anche, credendo nelle elezioni europee per Fratelli d'Italia. È stato eletto, quindi è riuscito a essere stato eletto, ed è stato il primo risultato importante di Fratelli d'Italia da noi. E poi io me lo ricordo anche alla conferenza stampa dei festeggiamenti di Nello Musumeci, e qui arriva la domanda che è d'obbligo, che è quella che tutti gli osservatori si stanno facendo, che
cosa è accaduto dopo? Perché il problema è non cosa è accaduto un mese fa, ma il problema è cosa è accaduto dopo quei festeggiamenti con Nello Musumeci, perché Raffaele Stancanelli è stato uno degli ideologi della discesa in campo di Nello Musumeci come candidato presidente della regione, che poi ha vinto. E allora la domanda a questo punto che mi sento di fare è proprio questa, cioè cosa è accaduto dopo sindaco, perché io come molti altri lo chiamiamo ancora sindaco, cosa è accaduto dopo in Fratelli d'Italia? Ma veda, direttore Condorelli, io sono convinto che i siciliani non sono per nulla appassionati a questo problema. I siciliani sono appassionati, spero che si appassionino, a un altro problema: cosa può fare l'Europa per la Sicilia e come la Sicilia può essere inserita a pieno titolo nelle politiche europee. Spesso questo non è successo. Di cosa sia accaduto a me personalmente o a Fratelli d'Italia o a Musumeci se ne fregano altamente. I siciliani vogliono sapere cosa io ho fatto, e questo lo dirò se mi sarà data l'occasione, e cosa vorrei fare. Il resto sono soltanto polemiche e veleni che non servono a nulla. Si vede che si è avvicinato a San Martino Sudano, questo atteggiamento Perché? molto democristiano, No, io mi sono molto... anche qua. che evita le polemiche. Ho capito che ma io non ho mai fatto polemiche, io sono No, questo. cioè, stava dicendo una cosa che certamente non era una piura, non si è avvicinato. Io sono conosciuto da sempre Abbiamo perso l'attimo. nella mia attività di uomo di destra che dialoga con tutti. Chi è forte delle proprie ragioni non ha motivo di preoccuparsi di dialogare con gli altri che hanno altre idee, altre ragioni. Qua c'è l'onorevole Barbagallo che non appartiene, non è mai stato vicino al mio mondo, sa quante volte lui è stato sito del suo paese, quante volte mi ha trovato a favore quando facevo l'assessore agli enti locali, perché per me le istituzioni sono al servizio dei cittadini, non dei partiti. Allora io che appartengo alla destra, che sono un uomo di destra, lo ripeto, lo sottolineo 2000 volte, sono un uomo che dialoga, che ha dialogato da sempre con tutti. La candidatura è indipendente quindi nella lista? No, o lei aderisce alla Lega? No, non è una candidatura indipendente, è una candidatura che mi è stata chiesta, ho apprezzato. No, scusate, mi correggo, prende la tessera della Lega o resta indipendente nella lista? Se io sarò eletto al Parlamento europeo è chiaro, perché sono una persona seria, e così come io sono stato eletto in Fratelli d'Italia e sono fino ad oggi nel gruppo delle CR, soltanto ora che finisce la legislatura sono libero di fare altre scelte, io non passo da un partito all'altro quando vengo eletto. Se sarò eletto nella Lega, mi auguro di essere eletto e chiederò il voto per essere eletto, io sarò un iscritto del gruppo della Lega. Questo in Europa i gruppi differiscono dai partiti, certo, ma ovviamente. I partiti quindi hanno lei lascerà le CR per iscriversi senza dubbio, ovviamente, ma in Italia la tessera c'è o no? Non lo so se ci sono, adesso non mi sono informato sugli aspetti burocratici dei partiti, non sono informato. Io so sicuramente che io, se sarò eletto, e mi auguro di essere eletto, e chiederò il voto a tutti i miei amici di votare per me, si vota Stancanelli, Raffaele Stancanelli. Sta facendo la campagna elettorale? Certo faccio campagna elettorale, uno che è candidato fa campagna elettorale. Ancora non siamo faccio, si può fare, no? Più che legittimo. È chiaro che se io venissi eletto mi iscrivo al gruppo della Lega, non ci mancherebbe altro. Sono una persona seria. Hai chiamato me? Sì, dico, capisco che sei... Adesso entriamo un po', ecco la curiosità. Mi sentite bene? Sì. Io vedo che il dibattito si sta un po' abitando sulla questione Stancanelli. Bravo. I retroscena sono ampiamente noti. Stancanelli è andato in conflitto. Giacinto, mettiti un po' più indietro perché ti vediamo solamente il naso e la bocca, ecco, un pochettino più... Stancanelli è andato in conflitto con la corrente vincente dentro Fratelli d'Italia per un motivo politico, non diciamo da bar. La visione politica che Stancanelli avrebbe dato alla successione di Musumeci era diversa da quella che poi Fratelli d'Italia ha presa. Si è rotta questo peeling con i vertici del partito e, come avviene sempre in questi casi, Stancanelli è uscito da Fratelli d'Italia. Il punto però che si può generalizzare intorno alla vicenda di Stancanelli è che un po' in tutti i partiti sta accadendo una cosa, cioè i partiti stanno cercando all'esterno della loro classe dirigente delle candidature che possono ampliare la ricerca del consenso. Lo sta facendo il PD, che sta chiedendo alla nostra collega giornalista di entrare in lista, lo aveva fatto prima proponendo addirittura la candidatura della Salis, che tutti sappiamo chi è. Lo stanno facendo un po' tutti i partiti. L'ha fatto perfino Forza Italia, che ha preso come probabilmente capolista Caterina Chinici, che veniva dall'esperienza del PD. Quindi la riflessione che faccio io è che evidentemente i partiti stanno cercando di ampliare il loro consenso andando oltre i confini tradizionali.
E questo è anche il senso di quello di cui stiamo parlando, cioè che un esponente storico della destra come Stancanelli si candidi nella Lega, rientra in questa chiave di lettura. Giacinto, io però differenzierei le due cose. Una cosa è cercare testimonial e quindi aprire alla società civile, il PD l'ha sempre fatto, lo stanno facendo gli altri partiti. Una cosa ovviamente è cooptare personaggi politici a pieno titolo, alcuni con una storia lunghissima, di lunghissima militanza, e metterli nella lista. Questo, diciamo, a seconda dei punti di vista può essere giudicato positivo o negativo, c'è chi parla di transumanza, c'è chi no, ma certamente sono fenomeni che a mio parere andrebbero discinti, e tu lo sai bene, insomma, come osservatore politico di lungo corso. Però secondo me tradiscono la stessa difficoltà che c'è in ogni partito di cercare al proprio interno i voti necessari per arrivare al target che sono fissati. Naturalmente, su questo siamo d'accordo. La battaglia elettorale per le europee è anche una battaglia che ha un risvolto enorme in Sicilia, perché se guardiamo al centrodestra, la caccia al voto che sta facendo Fratelli d'Italia è speculare a quella di Forza Italia. La traduco per chi non è magari dentro il sistema degli addetti ai lavori. Che Fratelli d'Italia cerca un consenso per poi andare a legittimare nel 2027 la caccia alla Presidenza della Regione, quindi la candidatura. Forza Italia cerca consenso per legittimare la Presidenza di Renato Schifani e quindi la ricandidatura di Renato Schifani. Quindi questo condisce le elezioni europee di un valore molto regionale, e lo stesso cosa sta avvenendo al centro-sinistra. Il PD deve arrivare prima di Grillini, perché se si farà l'alleanza fra Grillini e PD, i Grillini rivendicano la candidatura alla presidenza della regione come ha avvenuto in Sardegna, ma il PD sta facendo di tutto per averla a lui la candidatura. Tutto legittimo, però per arrivare all'obiettivo c'è bisogno di andare oltre i confini tradizionali dei partiti, e quindi troviamo queste alchimie che secondo me a volte sono abbastanza incomprensibili all'elettorato, ma che diciamo si sono sempre viste e si stanno vedendo anche in questa campagna elettorale. Giacinto, c'è un ma però in tutto questo. Tu hai fatto riferimento ovviamente al contesto politico regionale. Nel contesto politico regionale ci sono delle forze che evidentemente spostano un buon numero di consensi, che alle elezioni europee vengono inevitabilmente schiacciati e che cercano ovviamente strade alternative. Mi riferisco per esempio a tutto il mondo della nuova DC di Cuffaro, il mondo di Cateno De Luca, il mondo degli autonomisti di Lombardo, che cercano ovviamente strade e spazi, in questo caso alle elezioni europee, magari piazzando un paio di candidati nelle liste diciamo più accoglienti, ma che in chiave regionale insomma hanno un peso diciamo specifico abbastanza importante. Come si coniuga tutto questo con le elezioni che andremo ad affrontare da qui a 2 mesi, e anche in vista, in prospettiva degli equilibri, dei nuovi equilibri regionali? Esattamente nel modo in cui descrivevamo poco fa, cioè di Cuffaro tutti i partiti hanno bisogno, perché come dire, non c'è stata una campagna elettorale che ha permesso di evidenziare questa cosa, ma tutti i sondaggi danno Cuffaro in questo momento, la DC di Cuffaro, sopra il 10%. Ora io non lo so se il sondaggio è giusto, anche se non fosse esattamente corretto, diciamo la DC usciva dal 6% alle regionali, una crescita comunque di 4 punti dal termometro dell'importanza di questo partito e di quanto per un partito tradizionale come può essere Forza Italia o come può essere la Lega sia importante acquisire questo consenso. Non è un mistero che la Lega aveva cercato di fare l'alleanza con Raffaele Lombardo e l'MPA, e alla stessa maniera Forza Italia, essendo fallita l'alleanza fra MPA e la Lega, sta cercando di acquisire il consenso dell'MPA di Lombardo. Cuffaro ultimamente era stato in trattative con Renzi, ora questa trattativa sta naufragando, immediatamente la Lega sta cercando anche i voti di Cuffaro. La logica però è sempre quella, andare oltre il perimetro del voto tradizionale dei partiti storici per arrivare al target che si sono fissati. E attenzione, perché tutti i sondaggi dicono che al di là di Fratelli d'Italia il target che ogni partito si è fissato in questo momento non è raggiungibile, vale per tutti i partiti. Naturalmente, tra l'altro dobbiamo aggiungere a questa analisi correttissima, e poi è bene tirare in ballo il PD, perché anche in questo momento c'è grossa turbolenza, cioè quello della Sicilia è un caso unico nel panorama italiano, cioè alle scorse consultazioni 1/3 dei voti di una già ridotta messe di votanti, perché ricordiamo il desolante dato legato all'astensionismo, però 1/3 è andato a partiti che non sono partiti nazionali. Quindi queste alleanze sono obbligatorie, perché è un granaio ambito con tutti i distinguo che possiamo fare. 1/3 dei voti saranno in
ballo ospiti di liste, perché il vero limite di questi schieramenti è ovviamente non poter raggiungere, a meno che a meno di non fare un rassemblement Macedonia come quello che sta facendo Cateno De Luca in questo momento, il 4% che è la soglia minima. Però lì dobbiamo riportare poi il tutto alla quota, che diventerà una quota divisibile tra isole, quindi Sicilia e Sardegna, dove un deputato europeo vale circa l'8%. Questo è un dato che non dobbiamo dimenticare. Allora, Barbagallo, e poi facciamo vedere un servizio dove spieghiamo un po' qual è lo stato dell'arte e la fotografia di queste elezioni europee, con i numeri, con una prospettiva del nuovo Parlamento europeo tirata fuori da Euronews proprio in questi giorni. Barbagallo. Allora, sono state dette tante cose su molte delle quali non mi trovo d'accordo. Io l'analisi che faccio è che le elezioni europee hanno una caratteristica precipua, quella di avere un collegio piuttosto consistente di quasi 7 milioni di abitanti, perché comprende sia la Sicilia che la Sardegna, e quindi il ceto politico tradizionale sia delle elezioni regionali che di quelle politiche o dei sindaci o degli amministratori è un ceto politico che spesso non ha i requisiti di conoscibilità, di radicamento sul territorio, che riesce a estendersi in una popolazione così vasta e spesso assolutamente non omogenea. Il Partito Democratico dalla sua nascita tradizionalmente ha sempre aperto la lista a presenze civiche, è stato allora il caso di Michela Giuffrida, brillantemente eletta nelle liste del Partito Democratico, e di tanti, il caso di Pietro Bartolo, ha avuto sempre l'obiettivo di allargare. Ora arriviamo anche alla Chinnici, ha avuto quindi sempre la tendenza ad allargare il profilo delle candidature. Però c'è un distinguo tra lo sforzo dei partiti che costruiscono un modello di lista coerente con il proprio statuto, con il proprio modello fondativo, con il proprio modello valoriale, e un poco di campagna acquisti che viene fatta e che passa sotto mentite spoglie. Cioè, non è paragonabile il caso della storia di Michela Giuffrida o del passaggio della Chinnici dal PD a Forza Italia. Cioè, non è che è Forza Italia che allarga il campo, Forza Italia fa un atto di campagna acquisti, chiamiamola come vogliamo, dove sposta ceto politico. Lo stesso tentativo, Giacinto, io non credo che tutti i partiti desiderano Cuffaro, noi sicuramente non lo desideriamo, non solo Cuffaro né quel modello altro che moderato, insopportabile, spregiudicato, fondato sulla clientela, che alcuni partiti o movimenti in Sicilia continuano a professare in modo spregiudicato, con un ritmo e con un'intensità che io negli ultimi anni e da quando faccio politica non avevo mai visto. Col governo Schifani è partito l'idea che tutto si può fare, e questo modello di recente l'insopportabile, a proposito di compagni acquisti, spostamento del neoeletto deputato a seguito della decadenza, anch'esso stranamente con tutti i partiti che c'erano proprio verso il partito di Cuffaro, ci lascia molto a pensare, e per noi resta discutibile non soltanto il metodo di costruzione del consenso, ma anche il metodo di costruzione delle liste. Io credo che le elezioni europee ci diranno anche questo: quando i siciliani si sono stancati di questa insopportabile compravendita di parlamentari, e quando invece garantiscono e premiano invece profili coerenti sia con le idee che con la logica politica. Beh, allora, facciamo così. Facciamo vedere il filmato, il servizio. C'era qualcuno che voleva intervenire, forse Giacinto? Sì, io direi solo una cosa telegrafica. Sì, poi andiamo al servizio. Direi una cosa telegrafica, che effettivamente c'è un problema con le europee, bisogna scrivere la preferenza, bisogna scrivere il nome e il cognome, è un'elezione particolare e atipica, molto diversa rispetto alle altre elezioni, agli altri appuntamenti elettorali. Questo fatto che bisogna scrivere il nome e il cognome in un momento in cui le persone preferiscono pensare ad altro rispetto ad andare a votare, mette in moto e amplifica la potenza degli apparati di cui parlava Anthony Barbagallo. Ecco perché i partiti oggi più che mai stanno puntando sulle candidature delle persone, non parlano neanche di programmi, perché sono all'ultima spiaggia molto spesso e sanno che l'unico modo per agganciare le persone non sono le idee di cui parla Barbagallo o i programmi, che sono importanti e fondamentali, ma il rapporto che hanno queste persone col proprio elettorato. Beh, io su questo dico purtroppo, poco fa sfiorava il tema l'onorevole Stancanelli, nessun partito punta, ancor prima che la campagna elettorale inizi, a valorizzare il
il lavoro che fanno durante 5 lunghi anni questi oscuri signori che sono deputati europei, un lavoro che invece è fondamentale per l'Italia, è doppiamente fondamentale per una circoscrizione come quella insulare, che ha bisogno di infrastrutture, che coopta moltissimi fondi europei che spesso non vengono spesi o vengono spesi come sappiamo a pioggia. Allora, posso dire una cosa brevissimo? Io sono perfettamente d'accordo con quello che dice Michela Giuffrida, ecco perché poco fa l'ho interrotta, perché io voglio essere giudicato per quello che ho fatto e per quello che mi propongo di fare se vengo eletto la prossima volta. La gente non va a votare, il 36% ha votato la volta scorsa alle europee, perché la gente non capisce, ma non perché non lo capisce, perché non è informata su che cosa voglia dire Europa, come l'Europa possa incidere. Fatto salvo questo, onorevole Sancarelli, lo dicevo anche dal punto di vista politico, il dato triste è che purtroppo i partiti sono molto resti alla ricandidatura di parlamentari e poi cercano, c'è una rivolta per esempio in questo momento nel PD, spero che ne parleremo a livello nazionale, perché ovviamente buona parte della delegazione dei parlamentari uscenti rivendica il lavoro fatto e il partito non sente da questo punto di vista. Ecco perché siamo d'accordo. Certo. Allora facciamo così, il lavoro che è stato fatto deve essere portato lei a lo fa come Cicero Prodomasuo, io lo dico in esteso e soprattutto come dato triste politico. Ma certo che lo faccio come Cicero, ci mancherebbe altro. Chi è orgoglioso del suo lavoro lo deve mettere in mostra. Ecco, questa è la verità. Allora, ci fermiamo un attimo per la pubblicità, dopodiché torniamo, faccio vedere ai nostri telespettatori come funziona e qual è in questo momento la fotografia del Parlamento europeo, le prospettive, quali sono, diciamo, secondo i sondaggi, diciamo, la trasposizione dei voti in seggi, e cercheremo di capire anche come vengono attribuiti questi seggi, perché noi possiamo parlare di tutto, ma poi insomma sono i numeri, quelli asettici, che definiranno chi vince e chi perde le elezioni. Pubblicità e poi ritorniamo in diretta. Rientriamo in diretta, dibattito acceso anche durante la pubblicità, insomma, sulle questioni politiche che accompagnano, insomma, queste elezioni europee. Allora, faccio vedere ai miei ospiti in studio e collegati un servizio che riguarda appunto le elezioni europee, come si voterà, quali sono come dire, le prospettive ad oggi di queste elezioni, insomma, secondo gli ultimi sondaggi. Quindi con noi in studio c'è Anthony Barbagallo, segretario del Partito Democratico, segretario regionale del Partito Democratico, Raffaele Stancanelli, eurodeputato uscente del gruppo ECR, Michela Giuffrida e Antonio Condorelli, colleghi insieme a Giacinto Pipitone, che si è spostato e ci sta facendo vedere questa bellissima Palermo era meglio la cala, del fine però. settimana. Dove sei? Sei Murales, eccolo qua, si è frizzato un attimino. C'è anche Totò. Allora, vediamo questo servizio confezionato da Simona Mazzone e Fabrizio Rizzo, che ci racconta un po' le prossime elezioni europee e poi dibatteremo insieme anche con altri numeri. In Italia l'8 e il 9 giugno si andrà alle urne per eleggere 76 membri del Parlamento europeo. Dei 720 deputati totali, nel 2024 sono 15 seggi in più, in rappresentanza di 450 milioni di persone. Per votare bisogna essere maggiorenni. Gli elettori italiani che risiedono in un altro Stato membro dell'UE possono votare nel paese di residenza. Tutti i paesi devono usare un sistema elettorale proporzionale. L'Italia usa il voto di preferenza, che dà agli elettori la possibilità di indicare nell'ambito della stessa lista da 1 a 3 preferenze. Nel caso di 2 o 3 si votano candidati di sesso diverso. La circoscrizione delle isole, Sicilia e Sardegna, elegge 8 parlamentari in tutto. In Sicilia nelle stesse giornate si voterà per le amministrative in 37 comuni. Il sondaggio di Euronews su quasi 26.000 interviste fa una proiezione di come potrebbero essere assegnati i seggi e disegna possibili alleanze. In Italia, Fratelli d'Italia è il primo partito con il 27%. Ci sono ben 8 punti sul secondo, il Partito Democratico di Elly Schlein. Nel centrodestra, Forza Italia e Lega sono appaiati all'8,2%, lontano dalle europee di 5 anni fa, quando la Lega toccò il record del 34,3%.
I 5 Stelle si avvicinano invece al PD. Alleanza Verdi e Sinistra è sul filo dello sbarramento al 4,1%. Ci sono poi 3 partiti dell'ex terzo polo, Italia Viva, Azione e Più Europa, tutti sotto la soglia di sbarramento del 4%. Quindi, secondo il sondaggio, tutti fuori dall'Europarlamento. Senza contare però la variante alleanze, che proprio per superare lo sbarramento potrebbero portare nuovi accordi tra i leader dei partiti. Ma quanto peseranno secondo le proiezioni gli italiani nei gruppi europei? 24 seggi su 76 a Fratelli d'Italia, stringe la cinghia la Lega con 7 seggi, 7 europarlamentari anche per Forza Italia. Nel gruppo dei socialisti e democratici il PD con 17 eurodeputati su 136 è il secondo partito dopo gli spagnoli. Per i 5 Stelle previsti 16 eurodeputati. I 4 seggi che l'alleanza tra Bonelli e Fratoianni potrebbe spuntare al Parlamento sarebbero divisi equamente tra il gruppo dei Verdi e quello della sinistra. Infine una curiosità. Il 2024 sarà l'anno più elettorale di sempre. Oltre 50 elezioni nel mondo, alle urne 76 paesi. Chiamate al voto 2 miliardi di persone, solo in Europa a giugno voteranno in 400 milioni. E poi la grande elezione del 5 novembre, quando gli americani sceglieranno il 60° presidente degli Stati Uniti. E questo un po' il quadro. Allora io partirei un attimo nei ragionamenti da quest'ultima sollecitazione, l'anno più elettorale di sempre. Dice, ma perché partiamo da questa sollecitazione? Perché questo, come dire, in qualche modo detta la linea, no? Gli umori degli altri paesi. Abbiamo visto che il vento del centrodestra sta soffiando in molti paesi, in alcuni soffia un po' meno e quindi è stata ridimensionata l'onda cosiddetta sovranista. Eppure, nella prospettiva che abbiamo visto, dovrebbero arrivare molti più deputati al Parlamento europeo di area centrodestra. Questo che cosa dovrebbe definire? In qualche modo dovrebbe rompere questo patto, diciamo, non scritto che esiste da sempre tra i socialisti e il Partito Popolare Europeo in Parlamento, che poi insomma determina la maggioranza. Qualora si verificasse diciamo, un arrivo imponente in massa di deputati di destra o centrodestra, questo equilibrio potrebbe spostarsi appunto nel centrodestra. Michela non è convinta? No. Perché? Non ci credo e ricordo che almeno per le ultime 3 elezioni del Parlamento europeo, soprattutto per l'ultima e per la penultima, il timore era sempre quello di un sorpasso dei sovranisti e di una nuova alleanza a scapito di quella tradizionale che appunto è popolari e socialisti. Io credo che anche questa volta invece, e ci sono tutti i presupposti, insomma la posizione della Meloni in Europa è chiara, se non chiarissima perché non può permetterselo a livello elettorale italiano, però se sono vere le voci che vorrebbero Presidente della Commissione Draghi e Commissario Gentiloni, io penso veramente che questo sia un segnale di accompagnamento. L'alleanza PPE socialisti secondo me si farà ancora una volta. Allora, ha ragione lui, che uomo di destra si candida nell'altro partito più di destra. No, quella è completamente un'altra questione, quello attiene al posizionamento. Ma il discorso che facevamo poco fa. Allora i deputati italiani hanno un problema serio, i deputati europei. Il loro lavoro non viene riconosciuto perché ovviamente valgono le dinamiche elettorali, ancor di più in un momento in cui, per esempio, in coincidenza con le europee si voterà a Bari, dove l'alleanza e il campo largo PD 5 Stelle praticamente è esploso, e questo la dice lunga. È vero che le europee si giocano col proporzionale, quindi tutti per sé, ma è anche vero che a seguire e a seguire anche prima c'è di tutto. E allora se fossimo la Germania, dove non si vota a preferenze, sarebbe ancora peggio, perché i partiti avrebbero mano libera per piazzare la loro classe politica, diciamo, di preferenza. E anche lì, da un altro punto di vista, il deputato uscente non ha il problema di girare il territorio, di far conoscere quello che ha fatto durante tutta una legislatura. Ma io chiedo, questo vale per tutti i partiti, prendiamo il PD, chissà che cosa hanno fatto in questi 5 anni Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, che sono appunto deputati uscenti. Se ne parla? Cioè, lui lo sa perché sta naturalmente a Strasburgo, però non se ne parla, e questo agevola la transumanza. Nel momento in cui
lui, l'onorevole Stancanelli, sa per certo che non sarà più ricandidato da Fratelli d'Italia, ma per quale motivo? Dal suo punto di vista, che non sia etico, tutto quello che vogliamo, faccio una piccola provocazione, non sto dicendo che non è etico, ma per quale motivo non deve andare da un'altra parte? È il sistema che agevola questo, e non è vero, ahimè, che i cittadini, che gli elettori, che gli elettori puntano a quello che hai fatto, perché non lo sanno. Non è che la volete rimettere in lista, no. Troppo provocatoria, no, facciamoli rispondere, perché questa è una cosa che mi piacerebbe sapere. Io voglio rispondere alla domanda che ha fatto il conduttore sullo spostamento a destra. Io non so se la maggioranza Partito Popolare, Partito Socialista sarà sradicata o meno, non lo so, non lo posso sapere, non abbiamo la palla di vetro, indipendentemente da quello che dicono i sondaggi. Io dico invece che succederà sicuramente uno spostamento verso il centrodestra, questo sì. Poi se a questo raggiunge la maggioranza o meno non lo sa nessuno. Cosa vuol dire lo spostamento verso il centrodestra? E qua mi faccio aiutare anche da Michela Giuffrida, che è stato parlamentare. Vedete, il Parlamento europeo non è che in Parlamento si crea una maggioranza per votare qualcosa. Il Presidente della Commissione, che è l'unico voto che viene dato dopo che la Commissione ha deciso chi è il candidato, cioè gli Stati hanno deciso, vota solo e poi basta. Poi non ci sono più maggioranze che eleggono il governo. Il governo dell'Europa è rappresentato dalla Commissione, dove vengono rappresentati tutti gli Stati con un rappresentante. Questa è la verità. Il Parlamento fa un'altra cosa, è colegislatore, ecco, queste cose le sanno in pochi, le sappiamo noi che siamo addetti ai lavori, e questo è un guaio, sono d'accordo con lei, è un guaio che non lo sanno i cittadini, è colegislatore neanche con iniziativa legislativa, ma è colegislatore che guarda, esamina quello che la Commissione ha portato e la emenda. Quale maggioranza hanno un significato? Nel senso che a secondo di come si spostano gli equilibri nel Parlamento, nei singoli voti, succede che una maggioranza anziché un'altra si forma sul singolo argomento. Vi faccio io un esempio ben preciso. All'inizio della legislatura i partiti cosiddetti di centrodestra nelle votazioni a Strasburgo, quando arrivavano a 120-130 voti era assai, perché gli altri partiti dei popolari, liberali, l'estrema sinistra, votavano tutti assieme sui provvedimenti. È successo un fatto particolare nell'ultimo anno, che questa proporzione non c'è più, perché i popolari, sulla spinta dell'opinione pubblica tedesca, spagnola, francese, i popolari a poco si sono spostati sui provvedimenti concreti, sulle posizioni del centrodestra, e quindi è successo che tante volte gli emendamenti del centrodestra sono stati approvati con 330 voti contro 300. Il doppio. Questo cosa vuol dire? Questo vuol dire che indipendentemente dalla maggioranza numerica, la maggioranza poi sui provvedimenti si creerà in Parlamento attraverso il voto dei singoli Stati. Questa è la cosa importante. Serio. Se noi facciamo capire questo e poi entriamo nei singoli problemi, sull'industria, sull'agricoltura, sulla pesca, Cioè, lei dice, si comincia a vedere una visione diversa piuttosto da quella che è stata fino ad oggi. Quindi io non me lo pongo il problema se chi avrà la maggioranza assoluta, io mi pongo il problema di come i problemi concreti degli europei, e io penso agli italiani e ai siciliani, possono essere sviluppati. Quello è importante, perché l'iniziativa legislativa è della Commissione, se la Commissione non mette sul piatto ma questo è i problemi che... sono d'accordo, ma questo è l'aspetto. Fra l'altro, se fosse vera la suggestione Antonio, adesso io faccio intervenire, di Michela Giuffrida sul presidente Draghi, nulla da dire, ma su Gentiloni, che il governo di centrodestra dovrebbe nominare commissario, siamo all'aberrazione. Ecco, cioè Gentiloni, nulla di vedremo quale sarà il dato nazionale della Lega, nulla contro visto Gentiloni, che il competitore è Giorgetti. Sì, ma immaginate se Gentiloni, il governo di centrodestra italiano, viene nominato commissario, io voglio capire se non è un tradimento, quindi non ci crederò mai che questo possa avvenire. Se succede è grave. Antonio, poi Giacinto, poi Barbagallo, c'ha tante cose da dire, il taccuino si sta riempendo. In questo momento, mentre i partiti si contendono i candidati,
per racimolare i voti, c'è un problema molto serio col quale fare i conti, il fatto che la Sicilia sta attraversando la più grande emergenza siccità che ci sia mai stata, perlomeno a memoria recente. Vi parlo di alcuni numeri, ci sono 105 comuni che hanno l'acqua razionata, secondo l'analisi della Protezione Civile già a metà maggio rischiava di finire l'acqua in gran parte della Sicilia. Per prolungare la durata dei bacini è stato fatto un nuovo piano che prevede l'azzeramento o quasi delle forniture all'agricoltura e soprattutto un razionamento dell'acqua che già oggi prevede in alcuni comuni, per esempio del Nisseno, che l'acqua sia fornita 4 ore ogni 72 ore. Pensate, con le proiezioni attuali, con quale clima si possa arrivare al giorno del voto per le europee. Questo è il problema serio col quale i partiti ancora non stanno facendo il conto, cioè il fatto che anziché esprimere la preferenza, le persone apriranno i rubinetti e non uscirà l'acqua. Le imprese stanno attraversando la più grande crisi che sia stata possibile neanche immaginare, si parla di 2,5 miliardi di euro di danni. Ecco, questa è la Sicilia reale, che è in controtendenza rispetto al resto di tutta l'Italia, dove ci sono 27 dighe che non possono immagazzinare l'acqua perché rischiano di franare. Le dighe siciliane non possono essere neanche riempite quando c'è l'acqua. Ecco con cosa devono fare i conti i partiti in vista delle elezioni europee, e lì forse i candidati potrebbero non bastare. Barbagallo. Allora, intanto sulla previsione della crescita delle destre, io invece sono fiducioso, credo che la vera sfida non è soltanto tra destra e sinistra nell'anno elettorale, ma il vero tema è come recuperare percentuali o fette di voto che oggi di persone che non vanno a votare, sull'astensionismo. Credo che questo sia il grande tema che riguarda tutti i partiti e su cui si dovrebbe avere il coraggio di fare una riflessione vera anche sui sistemi di accesso al voto, sulle modalità di voto. Ad esempio il sistema introdotto nel 2022 per evitare la scheda contraffatta, come dire, ha comportato nelle elezioni del 2022 un ritardo evidente nelle operazioni di voto. Cioè noi per evitare forse il rischio di 5-10 schede contraffatte su 1 milione rischiamo di perdere tante persone che si mettono in fila e poi dopo 5-10 minuti, un quarto d'ora abbandonano i seggi. Volevo chiedere ai due esponenti politici, perché forse l'intervento che ho fatto magari non ha rilevanza, ma stiamo parlando di 3 milioni di siciliani, voi che risposte date Antonio, a questi ci arrivo siciliani? ora a rispondere 3 sulla milioni siccità. di siciliani sono senza acqua già oggi, altro che elezioni europee. Antonio, ora arrivo a rispondere sulla siccità, ero partito dalla domanda di prima che credo il conduttore aveva fatto anche a me. Quindi questo è un tema che certamente incide, riguarda nel complesso anche non soltanto il sistema di operazione di voto, ma voto dove vivo per garantire agli studenti la possibilità di votare anche in altre parti d'Italia, perché se uno studente catanese studia a Padova magari non ha la possibilità con i prezzi che hanno i biglietteri di tornare a votare il giorno delle elezioni. E io credo che le forze politiche, e questo il centrodestra non l'ha fatto in Parlamento 20 giorni fa, dovrebbero fare di tutto per agevolare e garantire questo sistema elettorale, perché questo certamente è un tema. Sull'emergenza siccità, il centrodestra in Sicilia è stato al governo sugli ultimi 23 anni, 18 anni. È un'emergenza che oggi sta mostrando tutta la sua drammaticità, ma è un'emergenza che ha radici antiche e certamente due questioni, Antonio, non l'hanno aiutato. Il primo, il disegno cieco, becero, con cui il centrodestra ha accompagnato la sostanziale campagna di privatizzazione dell'acqua in Sicilia, su cui un argine è stata messa con la legge 19 del 2015, la legge regionale sull'acqua pubblica, voluta allora al centro-sinistra del governo, che non è stata mai attuata e che continua con una spregiudicatezza ad alimentare anche in queste ore, nominando i commissari a Messina. Il commissario sceglie il modello misto rispetto al modello pubblico voluto da tutti i sindaci del Messinese, il commissario a Catania si inserirà accompagnando la privatizzazione dell'acqua pubblica, quindi un disegno radicato che continua a perseguire senza scrupoli il centrodestra. Dal lato questo e dal lato un governo senza idee, senza una politica vera, non soltanto in termini di commissariamento. Abbiamo letto le notizie anche sul giornale stamattina delle navi cisterne. Il tema
vedremo come affrontare l'emergenza. Negli anni però i commissari idrici per l'emergenza in Sicilia hanno pensato di utilizzare il problema invece per lucrare sotto governi e certamente per non risolvere uno dei tanti problemi o il problema in una delle tante zone. Io credo che talmente è grave la situazione che anche nella vicenda, ad esempio, connesso alla siccità, del riuso delle acque, della depurazione, su cui la Sicilia più volte è stata commissariata e su cui il centrodestra è andato in scena col balletto sulla nomina del commissario Sifa, Tuzzo, i 2 sottocommissari, tutta questa scena deplorevole che è andata in onda 6-7 mesi fa e che ancora non ha prodotto risultati concreti se non un nutrissimo gabinetto a Roma con incarichi di sottogoverno e nessuna soluzione. Io credo che anche di questo aspetto il centrodestra come dire, e i siciliani chiederanno conto al centrodestra. Quindi voteranno, in sostanza, diciamo, il voto, si trasferirà anche questo malcontento, diciamo, sul voto delle europee. Questo è il senso, diciamo, in sintesi dell'intervento dell'onorevole Barbagallo, perché di fatto è questo, no? Stancanelli, Antonio, Michela, l'elezione europea è un'elezione tra virgolette referendum, no? Cioè si va a votare il simbolo, più che altro l'incidenza del singolo nome nel complesso dei voti raccolti dal partito è veramente minima, cioè, tant'è vero che i partiti mettono i leader politici come capolista. Quindi su questo poi, insomma, bisognerà anche confrontarsi con gli elettori, perché è un modo di vedere le cose, la realtà. Ecco l'intervento di Antonio Condorelli che riporta coi piedi per terra, diciamo, senza andare si vota volare. Sempre a preferenza e quindi l'incidenza del singolo, no? Altrimenti non ci sarebbe questo calciomercato, questa campagna acquisti forsennata, non sì, si ma cercherebbe è la strategia per certamente arrivare, diciamo, prima dell'altro, più che altro, perché poi quando c'è, che ne so, nella lista di Fratelli d'Italia l'ultima volta una Meloni che ha preso 90.000 preferenze, insomma, credo sia importante, no? rispetto agli altri. Stancanelli, quanti posso fare una considerazione su quello che ha detto il conduttore? Io non sono d'accordo che il voto sia solo sul simbolo. Certo, se c'è il leader di partito è chiaro che trascina. Giorgia Meloni la volta scorsa pesa 90.000 voti, io sono stato il secondo e ho preso 30.000 voti. Il problema vero sono due. L'incidenza del voto, perché poi quando la gente non vota il simbolo e deve mettere il nome, deve sapere chi è quello, non è che vota Stanganelli così perché gliel'hanno detto, perché sa se lo conosce, dico Stanganelli perché mi viene più facile dirlo, allora avrei detto Barbagallo oppure Giuffrida, no, non sto parlando, sto cercando di fare un ragionamento sereno, quindi il voto incide. Tante persone votano la persona perché si fidano, hanno coscienza del suo operato, le cose che ci possono essere. Il secondo aspetto invece che sollevava il direttore Condorelli è reale nella politica, cioè oggi con la siccità che c'è in Sicilia dovuta anche ai cambiamenti climatici, non è che dobbiamo negarlo, ma con le responsabilità io non voglio fare l'esponente dell'opposizione, ma non è che Barbagallo ha detto tante cose sbagliate, ha puntato sulla propaganda ma ha detto cose concrete. Quando avviene una emergenza di cui non ha colpa nessuno, ma non siamo pronti a gestirla per i tanti fattori storici che possiamo ripetere tutti assieme, è chiaro che l'opinione pubblica e l'elettorato quando andrà a votare avrà il problema fra un mese e mezzo di cosa sta succedendo, non mi arriva l'acqua a casa, non posso fare la doccia o peggio l'agricoltore perde tutto quello che c'ha, e quindi è un problema serio che non risolverà né Stanganelli né Barbagallo da qui a domani mattina, è un problema serio su cui ragionare e l'Europa in questo ci può entrare se siamo in condizione, e qua ha ragione la Michela Giuffrida quando dice che il lavoro viene fatto, come l'Europa si fa calare nelle realtà siciliane, spesso non è stato fatto. La verità è questa poi. Giacinto! E lei ha fatto un grande lavoro quando era parlamentare europeo. Giacinto Pipitone. Allora, intanto, com'è la situazione acqua a Palermo? Meno 10%. Allora, la situazione acqua a Palermo è drammatica come in tutte le altre province. Tra l'altro, come dire, viene da pensare al fatto che tutti dicono che la crisi idrica non è colpa di nessuno. È vero, se non piove non si può chiedere al governo di fare la pioggia.
Però le avvisaglie che qualcosa stesse succedendo, che le dighe si stavano esaurendo, c'erano già da un anno, quindi evidentemente si potrebbe ragionare anche di questo. Il punto è che secondo me questa campagna elettorale non verte su questo. La campagna elettorale è una resa dei conti fra i partiti, anche delle stesse alleanze, e dentro i partiti, e quindi il voto verrà chiesto dalla macchina di partito per regolare questi conti interni. Lo so che è brutto dirlo, che i presenti diranno che non è così, ma se voi pensate al meccanismo elettorale che prevede addirittura la triplice preferenza, quindi immaginate quanto può essere moltiplicato il risultato di ogni candidato in base agli accordi che vengono fatti all'interno dello stesso partito. La gente verrà chiamata alle urne per questo. Quanto più un partito metterà in moto la macchina elettorale, tanto più ci saranno elettori alle urne e magari verranno premiati i partiti che meglio si sono messi sul territorio. I temi concreti, quelli di cui parlava Condorelli, che sono la crisi idrica, ma a Palermo è altrettanto evidente un altro problema, che è quello del lavoro, del precariato, di tutto questo filone qui, non sono oggetto della campagna elettorale, e forse è anche giusto così, perché l'Unione Europea su questo non incide. Probabilmente l'Unione Europea potrebbe incidere su altri elementi, che sono quello sull'uso dei fondi europei, ma andrebbe fatta un'analisi su come i fondi europei sono stati sperperati o inutilizzati da tutti i governi che si sono succeduti, nessuno escluso. Di questo però onestamente non si parlerà, e quindi la campagna elettorale è soltanto un termometro dello stato di salute dei partiti. È triste dirlo, ma sarà così. Come ho detto poc'anzi. Allora ci fermiamo un attimo per la pubblicità, prima però la vignetta di Totò, che ha colto così in diretta la sollecitazione sull'acqua. Eccola qua: ma tu lo sai quanta gente senza acqua non beve? Gli risponde il colletto bianco dietro col suo sorriso. E tu lo sai quanta gente con l'acqua ci mangia? Perché poi insomma ci si specula. Amara, ma vera. Chi è? Posso dire una cosa sì, sull'acqua che mi viene in mente guardando questa vignetta? Forse pochi sanno, ma tutti i governi che si sono succeduti hanno avuto in mano una sorta di assegno in bianco per fare investimenti sulle reti idriche e poi parallelamente sulle reti che vanno a gestire le fognature. Le reti colabrodo. Andate a guardare quanto è stato investito dei soldi che erano a disposizione e quanti risultati reali sono stati ottenuti dai governi di ogni colore politico. Quindi la verità è che poi questi temi escono dall'agenda politica, perché sono così a distanza di tempo la verifica dei risultati, che non si guarda a loro, e questa è l'amara realtà. E possiamo aggiungere sempre a questo proposito che anche per l'acqua e per la depurazione siamo sempre sotto procedura di infrazione europea. Ricordo che l'Italia è la prima per infrazioni e che la Sicilia ne ha più della metà. Quindi pubblicità, torniamo subito dopo. Vorrei approfondire anche i nomi adesso un po' delle liste. Assodato quello di Stancanelli nella Lega, insomma c'è da fare poi un po' di conti anche sulle altre liste. Abbiamo qui il segretario del Partito Democratico, insomma, al quale vorrei chiedere un po' di cose subito dopo la pubblicità. Rientriamo in diretta. Potrei fare un altro programma con i fuori onda, ma non lo faccio perché ovviamente però cerchiamo di riportare tutto dentro il programma. Allora andiamo alle liste, perché insomma è quello che ci interessa abbastanza anche capire, anche per raccontare insomma qualcosa di nuovo. Allora, Barbagallo, Partito Democratico, come siete messi queste liste? Voi avete insomma riportato come dire, ineleggibilità, visto che la Chinnici ve l'aveva tolto alle ultime regionali, l'onorevole Lupo, che adesso quasi certamente farà parte della lista del Partito Democratico nel collegio delle Isole. Bartola Luscente sarà ricandidato? Questa è una domanda che le faccio, immagino di sì. Allora, prima di rispondere a tutte le domande sulle liste, sulla siccità e sull'emergenza, 30 secondi, perché non resisto a non dire che la mia preoccupazione più grave e più grande è che continueremo a parlare nelle prossime settimane, Antonio, dell'emergenza, siccità, eccetera. La mia ambizione è che anche si riesca a fare un ragionamento sereno fra le forze politiche su come poi ripartire dopo l'emergenza, fissando alcuni punti cardini in uno Stato di diritto.
Perché noi abbiamo ancora, per essere chiari e per farlo capire anche bene ai telespettatori, in provincia di Catania, comuni dove l'acqua si paga a 36 euro all'anno e comuni dove si paga 100 euro al mese. Questo per quanto riguarda la tariffa. Catania oggi è l'unica provincia in Italia dove ci sono 11 gestori, dico 11 senza gara, e 11 gestori che sono tutti privati, che è una vergogna, no tutta siciliana, tutta catanese, nel silenzio, come dire, non soltanto degli organi legislativi, anche di altri organi, ed è una cosa deplorevole. Se poi quindi la crisi divampa, come l'emergenza che si sta manifestando in queste ore, non dobbiamo chiederci come mai. Purtroppo serve agire, e serve subito agire partendo da queste due anomalie: la sperequazione fra territori e i gestori, che naturalmente devono essere almeno messi a gara. Poi, viva Dio, può vincere pure un privato, ma non che il privato gestisce senza gara e fa il prezzo che vuole e manda l'acqua dove vuole. Questo è quello che succede in Sicilia. Sull'acqua ci torniamo, facciamo una trasmissione a parte. Sulle liste. Sulle liste. Il Partito Democratico, come dire, ha avviato un'istruttoria lunga in Sicilia. Io credo che la candidatura sia di Peppino Lupo che di Pietro Bartolo come dire, hanno tutte le condizioni per Quanti seggi prendete voi, secondo i vostri calcoli? Io non faccio il mago, io spero che il partito arriverà a prenderne 2. Ma non dipende soltanto dal risultato del Partito Democratico l'attribuzione dei seggi, dipende anche da se altre forze politiche raggiungeranno la soglia di sbarramento. È un calcolo complicato, però io credo che la squadra e l'obiettivo che mi sono prefisso da segretario regionale è fare la lista più forte possibile in collaborazione col mio collega della Sardegna. Però chi certamente, c'è? Sicuramente le candidature di Pietro Bartolo e Peppino Lupo rappresentano un punto di forza della proposta del Partito Democratico siciliano. Certamente un altro uomo dovrà venire fuori dalla Sicilia orientale. In queste ore stiamo intensificando l'istruttoria e speriamo di definirla presto. Sulle donne, oltre alla nostra segretaria nazionale, che speriamo sia della partita, perché è emersa questa richiesta di candidatura in modo fortissimo e unanime da tutto il partito regionale, certamente il tema, spero che poi parleremo in trasmissione anche della vicenda Ponte, della battaglia No Ponte, che è la battaglia che il partito sta facendo in modo, la sta portando avanti anche a livello nazionale, quindi è probabile anche una candidatura della donna della Federazione di Messina che possa tenere alto il livello. Proprio in queste ore, a proposito degli espropri e delle procedure tutte singolari e tutte discutibili, dell'ennesimo commissariamento, perché non si adotta per il ponte la procedura ordinaria di esproprio, quella che è prevista dal testo unico con tutte le garanzie costituzionali, è una procedura semplificata, tutta digitalizzata, quindi, insomma, in barba ai diritti dei cittadini. E questo è un argomento caratterizzante. Ma la Schlein sarà capolista qui o no? Noi speriamo che sia capolista, poi si deciderà, come ben sapete, nella direzione nazionale, che sarà intorno al 21 aprile, ci sarà una bella notte dei lunghi coltelli. Perché in alcune circoscrizioni appare chiaro che invece la capolista sarà legata l'ha annunziata per la circoscrizione sud, per esempio. Collegi, lo dico anche da componente della direzione nazionale, negli altri collegi è difficile che sia la segretaria la capolista. Io invece credo che nelle isole alla fine... E perché questa differenza qui, proprio qui? Perché il rapporto tra la Sicilia... un giornalista più forte. Il rapporto tra la Sicilia e la segretaria nazionale è un rapporto fortissimo anche in termini elettorali, di presenza. La Sicilia è l'unica regione dove a congresso Elly Schlein ha stravinto io faccio la domanda proprio perché la questione a livello nazionale è molto dibattuta, perché le figurine, le cosiddette figurine. Incredibilmente il PD è stato sempre un partito che appunto nelle sue campagne elettorali ha dichiarato di dare priorità alle donne, promotore delle quote rosa, dell'alternanza di genere, e purtroppo però non è dettaglio da poco se la capolista sarà la segretaria o meno, perché questo incredibilmente schiaccerebbe proprio le donne in una circoscrizione dove il seggio sicuro è certamente uno, si lotta, il segretario potrà diciamo
come dire, sottoscrivere che si lotta per il secondo, ma è anche una circoscrizione dove i resti sono sempre avari. Giacinto, tu che sei appassionato anche di queste dinamiche, ti sei fatto un po' di conti, insomma, di divisione di seggi? Noi ce li siamo fatti, ovviamente. Il sondaggio è un po' singolare. No, quello è un sondaggio nazionale, diciamo, per quel che riguarda la Sicilia, gli 8 posti in Sicilia. Perché adesso voglio chiedere una cosa a Stancarelli. Io ti posso dire cosa riportano i partiti. I partiti, diciamo, anzi, sono fissati degli obiettivi. Fratelli d'Italia, per esempio, pensa di poter raggiungere i 2 seggi. Barbagallo ha appena detto che potrebbero prenderne 2, siamo a 4. Gli altri dovrebbero essere uno ciascuno ai grandi partiti, per cui i Grillini, Forza Italia, la Lega, che nei sondaggi che ho visto è il partito che deve un po' recuperare rispetto ai target che si è fissata, e poi c'è un seggio che resta un po' più ballerino, che per carità, diciamo, bisogna vedere poi le singole percentuali. Forza Italia io non la sottovaluterei in ogni caso, perché comunque è un partito che sta governando la Sicilia, che comunque ha al suo interno la gestione di numerosi enti pubblici, assessorati, eccetera, eccetera. Quindi anche Forza Italia è da tenere sotto. Io, se mi consenti, Antonio, come dire, sono un po' in controtendenza su questa analisi, perché riguardando anche la lista di Forza Italia delle ultime europee, che era una lista fortissima, è riuscito a prendere insomma un deputato. Cateno De Luca, non è riuscito, dentro c'era Cateno De Luca, c'era un Saverio Romano fortissimo, c'era Milazzo fortissimo, insomma adesso c'era Miccichè dentro che spostava comunque diciamo, un po' di consenso. Era secondo me una lista più forte rispetto a quella che si candiderà, e con Berlusconi che era capolista, insomma era una lista molto più forte. Oggi avrebbe l'apporto, se chiudono definitivamente, perché pare chiuso l'accordo con Lombardo, che appoggerebbe appunto Caterina Chinnici, e quindi anche lì guardo Stancarelli c'è una scommessa in perché corso, la scommessa è là nella Lega. Il secondo anche secondo me è la scommessa è là nella Lega, lei si è fatti i conti, no? Anche per questione di resti. Non si fa mai, ma sembra quello caduto. No, nessun conto. Cioè, secondo voi c'è questo seggio, Stancarelli? Posso parlare io? Prego. Questo è il dato nazionale. Allora, mi è stata fatta la proposta, che ho gradito e ho accettato, di candidarmi, non mi sono fatto nessun conto, i conti si fanno il giorno dopo, come ho sempre detto, questa non è una frase che faccio ora, l'ho detto da 40 anni, dico i conti si fanno il giorno dopo le elezioni. Per quello che vedo in giro, per quello che vedo da una settimana a questa parte, vedo un grande entusiasmo sicuramente sul mio nome. E quindi, siccome il mio nome sarà collegato alla lei legge, è bravissimo a spiegarla questa legge elettorale, no, spiega anche ai nostri telespettatori, perché qui ci sono 2 dati da comparare. Uno che è il dato nazionale, cioè bisogna superare questo 4% a livello nazionale. Questo dovrebbe essere chiaro, perché molti dicono ma si prende il 4% in regione, non serve a nulla. Si può prendere anche il 10% in regione, non serve. Il 4%. Ecco che secondo me, e qui sono d'accordo con Barbagallo, potrebbe rientrare in questa ripartizione anche il partito di Alleanza Verdi e Sinistra, che in quel sondaggio che avete visto sui dati nazionali supera il 4%. Dipende qui come si muove. Comunque conteranno i voti, perché se poi contano i soldi spesi, già abbiamo visto partiti piccoli che hanno fatto una campagna elettorale che vale il doppio dei due più grandi. No, però questo è un punto abbastanza importante, no, Barbagallo? Questi di Alleanza Verdi e Sinistra potrebbero togliere una parte dei voti al Partito Democratico se candidano, come sembra essere, Leoluco Orlando o altri personaggi, insomma, che hanno un contesto e un consenso diciamo importante anche in Sicilia. Non lo so, può essere? Allora, io non credo che Alleanza Verdi e Sinistra tolga voti al Partito Democratico, hanno una loro storia, un loro radicamento, e quindi non credo che i voti li tolgano a noi. Ad esempio, certo, non li tolgono al centrodestra. Hanno molti più punti di contatto con i 5 Stelle, senza dubbio, secondo me, su alcuni temi rispetto al Partito Democratico, così come ad esempio Italia Viva o Calenda anche per i temi di politica internazionale. Alcune scelte, cioè Italia Viva ha votato la delega fiscale al governo, un atto che per un partito dell'opposizione è fortissimo. Io quindi non credo che c'è una commissione di voti con quel mondo. Il tema, come dicevo prima, per il Partito Democratico è recuperare un po' di elettori disaffezionati, soprattutto negli ultimi anni, e provare a superare in modo deciso la doppia cifra. No, io stavo dicendo che non ho fatto nessun conto, però poi li farò io
ma anche prima della fine della campagna elettorale. Ma la domanda... Ritengo che Fallo finire e poi fa la domanda. ritengo che si debba combattere, si debba chiarire ai cittadini cosa rappresenta una candidatura e cosa rappresenta il voto a una lista, e qua io sono fiducioso su un fatto. Lo diceva poco fa Contorelli, i programmi, la gente vuole sapere anche con chiarezza cosa vogliono i candidati e cosa vogliono i partiti. Se i partiti riescono a fare questo, poco fa ha detto Barbagallo giustamente, io ritengo che l'alleanza Verdi e Sinistra può togliere più voti ai 5 Stelle piuttosto che a noi, io lo condivido, perché là c'è i programmi, l'ideologia, chiamatela come volete, che incide sul voto di opinione, quindi una lista può avere il 4% o non averlo per 10.000 o 20.000 voti, questo è il ragionamento. In Sicilia penso che per come stanno lavorando, hanno lavorato, coloro i quali stanno, io non conosco neanche la lista della Lega, mi è stato chiesto di candidarmi, ho detto sì, non la conosco, non la conosce una certa Tardino che era quella ma Tardino è candidata, non ho detto la lista, Turano. ma certo Tardino è candidato, è capolista la Tardino perché è deputato uscente, ha fatto bene, quindi è chiaro che sia candidata, è un partito che ricandida come l'ha accolta? Abbiamo un rapporto personale di grande amicizia. Questo non mi riferisco a questo. Come c'ho l'amicizia il con seggio è uno se c'è. Il seggio è uno se c'è. E quindi due è difficile. Due è difficile. Sì. L'un contro l'altro armati. Allora, ci sta. Lei è stata, anche perché le anime del partito sono... Lei è stata candidata ed è stata eletta. Lei sa che in una competizione elettorale col proporzionale, con le preferenze, tutti sono contro tutti nel senso sportivo del termine, ognuno cerca di avere il voto per sé. Siccome i voti sono 3, io sono convinto che prenderò voti anche dove li prende la Tardino prenderà voti. Ma lei farà un accordo con la Tardino per la preferenza? Io chiederò a tutti di questa è una domanda provocatoria di bassa Lega, e qua la Lega non c'entra. Ma perché provocatoria? Ci sono 3 preferenze, in genere si fanno gli accordi. Ma io non l'ho mai fatto accordi, io ho sempre detto votare per Stanganelli perché la gente vota per Stanganelli, quindi se poi ci sono altri che vogliono fare accordi con me io li farò con grande tranquillità. Al contrario, a recepire. C'era qualcuno che voleva fare qualche domanda? Sì, il mondo, dando una constatazione, il mondo dal quale proviene Stanganelli, nel quale lui continua a fare politica, è un mondo che sull'identità e sulla coerenza si è giocato molte partite, anche se Fratelli d'Italia ha imbarcato di tutto negli ultimi periodi. C'è da dire una cosa, che non pensate che coloro che seguono Stanganelli o che conoscono Stanganelli possano restare indifferenti a quello che è successo dentro Fratelli d'Italia. Ma io fossi nella Giorgia Meloni, e sicuramente lei lo starà facendo, qualche domanda se la potrebbe fare su per esempio un Basilio Catanoso e anche moltissimi altri come reagiscono a quello che è successo. E quindi in una partita in cui il voto in Fratelli d'Italia non dipende soltanto dal fatto che Giorgia Meloni sta vivendo un bel momento, ma dipende anche a Catania, che è il granaio di Fratelli d'Italia. Ricordiamoci che Catania non è come Palermo, Catania è quella che era la pupilla degli occhi di Giorgio Almirante, che ha la capacità di esprimere decine di migliaia di voti. Non pensate che il caso Stanganelli possa giocare poco in Fratelli d'Italia? Qualcuno lì se la ride dicendo sarò eletto io, ma non è una partita così facile. La domanda vera è chi lo sta seguendo in questa fase di Fratelli d'Italia, ma Stanganelli non lo dirà mai. Beh, non so, chiediglielo. No, ma io non chiedo a nessuno di seguirmi. Io chiedo a chi mi stima, a chi mi vuole bene, a chi mi ha votato, di continuare a votarmi perché vota Raffaele Stanganelli sapendo che, siccome io ho una storia trasparente da decenni a questa parte, io ritengo che ci saranno molte persone che la pensano come me, che sono di destra come me, che mi metteranno nelle condizioni di avere un buon successo. Poi vengo eletto, non lo so, questo lo vedremo sempre il giorno dopo. Quindi io non faccio campagna qui se tu vieni con me, io chiederò il voto a tutti, ecco. Questo lo posso dire, chiederò il voto a tutti. La domanda dall'inizio, San Martino Sudano. San Martino Sudano sono 2 esponenti, io non nascondo che... Attento a non fare domande di bassa lega. No, ma questo è di bassa lega, questa è una domanda democristiana. Mi riferisco a quello che ha detto prima, era la stessa, in qualche modo, era legata alle anime interne al partito. Appunto, non mi interessano le anime proprio non mi interessano. San Martino e la Sudano, con la quale lei sa perfettamente per quanti anni abbiamo avuto un piccolo diverbio, lei lo sa perfettamente, mi rivolgo al conduttore,
non sembra che c'è stata una rottura ai tempi di quando sindaco di Catania e la Sudano, insomma, da maggioranza è passata all'opposizione e determinò allora l'elezione di Bianco. Da circa 3 mesi, periodo natalizio mi pare, mi invitano, mi spingono, mi hanno incoraggiato, hanno chiesto, e devo dire con parole di grande apprezzamento e di stima nei miei confronti. Non c'è niente da nascondere, è la verità questa qua. Mi auguro che loro siano conseguenti a questa stima che mi hanno manifestato, tanto è vero che ne hanno parlato con Salvini, e siano conseguenti anche in termini elettorali. Me lo auguro. Ma scusate, certo, se Lombardo fosse rimasta, la Lega sarebbe stata più forte. Certo, senza dubbio. Certo, questa è la palestina, lo diceva Catalano. Più sono e più voti si prendono, è naturale. Giacinto, non penso che... qualche altra considerazione sulle liste e poi andiamo a chiudere. Ma io intanto vi dico che dopo questo intervento vi devo salutare perché sì, tutti abbiamo finito il tempo, quindi vai, stringi anche tu. Esatto, però detto questo, le liste sono costruite in modo da alimentare al proprio interno anche una grande competizione. In Fratelli d'Italia che c'è soprattutto lì da voi a Catania fra Ruggero Razza, che è il candidato, e Gianmusso, che è espressione di un'altra corrente molto forte di Fratelli d'Italia. Casi simili ci sono in tutte le liste, perché in Forza Italia è stata alimentata la sfida tra 2 assessori regionali che sono il palermitano Edi Tamaio e il catanese Marco Falcone. Dentro questa sfida c'è la variabile di Caterina Chinnici, che il partito da Roma chiede espressamente che venga aiutata, quindi la Caterina Chinnici in qualche modo dovrà entrare nel ticket che viene costruito a livello di correnti. Lo spiego per i non addetti ai lavori: i partiti stanno chiedendo di votare, per fare un esempio, Tamaio o Falcone insieme a un'altra donna, e il partito chiede espressamente che debba essere Caterina Chinnici questa donna, ma dentro Forza Italia ci sono 2 donne elettoralmente molto forti nella lista, che sono Margherita La Rocca-Ruvolo e Bernadette Gratto. Tutte queste sfide ci sono in tutti i partiti, non è esente neanche il PD, anche il PD ancora non ha definito la propria lista, quindi i derby, come li chiamiamo noi, non sono facilmente in questo momento identificabili, ma ci sono pure nel PD. Tutte queste sfide alimenteranno poi il risultato finale, perché lì il punto è: se le macchine dei partiti si mettono in moto e riescono all'interno di queste sfide ad attrarre l'elettorato, hanno avuto successo, altrimenti rischiano. Ma infatti la sfida, Giacinto, da parte di tutti i partiti è portare candidati che possano, come dire, avvalorare, quindi costituire valore aggiunto nei confronti della lista stessa. Mettere un candidato di quelli, tra virgolette, senza voti, nominato e solamente perché è conosciuto in qualche modo o in ambiente politico o in ambiente magari così di comunicazione, probabilmente non sempre è così. Non sempre è così. Immagino che Bartolo farà coppia con la Tilotta, sembra quasi scontato. Ma c'è questo? No, non si sa se per esempio. Allora, noi perché dobbiamo chiudere, siamo in ritardissimo. In 30 secondi, il Partito Democratico forse fra tutti i partiti è quello che manifesta la maggiore disaffezione alla preferenza. In tantissimi votano soltanto il simbolo. Esatto. Questo di base. Dopodiché, ad esempio, Bartolo ha motivi per la Tilotta, ammesso che accetta la candidatura, ha motivi territoriali. Quindi dipende da lei, scusi, no, che dipende da lei. Ammesso che si trova la quadra, eccetera. Quindi dipende da lei. Siamo ancora nel campo del condizionale con la C maiuscola. Una candidata palermitana civica, quindi ben si potrebbe abbinare con Lupo, che territorialmente è di Palermo, quindi si abbina con Lupo, o per ragioni di motore ideale, eccetera, con Bartolo, che sui temi dell'accoglienza e dell'immigrazione possono cambiare insieme. Così come sulle categorie produttive, parti sociali, mondi al limite, anche altri candidati potrebbero trovare. Allora abbiamo finito, grazie a tutti i nostri ospiti. Totò, l'ultima vignetta, le 2 vignette, insomma, quante ne hai? Eccomi. Ecco. Sì, vai, a volo, velocemente. La regia le manda. Ecco, questa è l'Etna che ultimamente sta facendo tutte le figure, ha fatto Topolino, la sirenetta, le cose, tutte quante, le fa il fiocchetto. Avevo cominciato. Vai, che si dice ti stai allargando la bocca. Poi, questo chi è? Questo è Putin, l'attentato, questo qua, no? Insomma. Gli attentati, tu sei ucraino, ancora, ma che parlo arabo? Perché insomma là c'è stata tutta una questione di voler indirizzare. Questa l'abbiamo messa già, questa l'abbiamo fatta vedere. Va bene, allora ci salutiamo su questa del
Questa fino a giugno si parlerà solo di come sarà il ponte. Dopo giugno si parlerà del questo è perché non calzante si potrà proprio, fare. perfetto. Perché non si potrà fare il ponte, quindi è una cosa, diciamo, spot elettorale in qualche modo. Grazie a Ettore Barbagallo, Michela Giuffrida, Raffaele Stancherelli, Giacinto Pipitone, il figlio di Giacinto Pipitone, che qua lo facciamo vedere. Come si chiama Giacinto? Favoloso. È Cristian. Ciao Cristian, salutiamo anche Cristian, salutiamo anche Antonio Condorelli e noi ci diamo appuntamento a sabato prossimo, sempre qui su Telecolor con il punto, anzi no, con la parte politica ci salutiamo, però subito dopo ci sarà la parte che riguarda appunto la buona notizia. Con Assia La Rosa oggi parleremo di autismo, quindi state lì. Rientriamo all'interno della nostra trasmissione di oggi, come sempre in conclusione diamo la buona notizia. Anche oggi ci ha raggiunto Assia La Rosa. Ciao Assia. Buonasera a tutti. È Ciao Pasqua, Luca. è passata la Pasqua. È passata la Pasqua. Non ci siamo fatti gli auguri. Non ci siamo fatti gli auguri. Tanti auguri di buona Pasqua. Li facciamo oggi in ritardo anche ai telespettatori. Chi è che oggi non ha ancora un uovo di cioccolato in casa? Io ne ho tantissime ancora da consumare, quindi figurati. Ma oggi, nella settimana in cui si celebra la giornata mondiale per la sensibilizzazione sull'autismo, abbiamo un uovo davvero speciale, l'uovo dei ragazzi della cooperativa Tempio d'Apollo Carpe Diem di Gela, che oggi è ospite qui da noi. E salutiamo subito la dottoressa Valeria Caci. Scusami, quindi parliamo di uova di Pasqua o parliamo di autismo? Parliamo di uova di Pasqua e di autismo grazie a percorsi lavorativi inclusivi. Quindi buona notizia, dolcissima. Dolcissima, è piena di sorprese. E abbiamo la dottoressa Valeria Caci, che è la progettista ed educatrice dell'associazione. Abbiamo Carmelo Bronte, 20 anni, che è un utente dell'associazione, nonché ha partecipato ai laboratori in prima persona. E in collegamento abbiamo la psicologa Sonia Madonia e l'analista del comportamento Selenia. Assia, raccontiamo un po' questo progetto dolce, diciamo allo stesso tempo impegnativo per tutti i partecipanti, i protagonisti. Allora, il progetto si chiama, intanto lo diciamo diversamente, Simili 2.0, e ce lo racconta la dottoressa Caci. Come nasce questo progetto a Gela? Questo progetto nasce da un progetto molto più vasto insieme all'ASP CL2 della provincia di Caltanissetta. E nel mese di luglio vi è un avviso pubblico al quale partecipiamo proprio sull'inserimento sociale dei ragazzi autistici. Perché proprio le uova di Pasqua? Allora, le uova di Pasqua è l'ultimo step del nostro progetto, perché il progetto parte come un progetto sociale già nel mese di luglio, quindi viene articolato in diversi campi, dalla parte praticamente ricreativa e educativa di questi ragazzi, e nel mese di novembre passiamo al progetto lavorativo e formativo dei ragazzi adulti con autismo. Nel mese di Natale i ragazzi si sono cimentati nel creare, insieme alla dottoressa Scudera Rosa, che è una pasticcera che ha creato un suo marchio, che è proprio il marchio Mereri, dei panettoni e dei biscotti al burro, che hanno venduto con un grosso successo nel periodo natalizio. E visto che avete fatto anche qualcosa a San Valentino? Abbiamo anche fatto qualcosa a San Valentino, che sono stati, che sono stati dei cuori di cioccolato, e la novità che abbiamo proprio apportato nel progetto di San Valentino è quello di aver coinvolto non solo i ragazzi adulti ad alto funzionamento, ma anche i piccoli con disabilità grave, con autismo proprio grave, che hanno creato tutte le candele. Questo è importante, no, dottoressa, ovviamente, perché insomma nell'ottica di un'inclusività totale di ogni cittadino, questi progetti insomma fanno certamente il loro dovere. Adesso parliamo anche dell'uovo. Assia. Devi sapere, Luca, che i ragazzi hanno progettato anche il packaging di questo uovo, nonché la dolce sorpresa che troveremo dentro e che faremo vedere. E all'interno di questo packaging c'è una frase: noi tutti siamo diversi, anche se in fondo siamo tutti uguali. Carmelo, cosa vuol dire?
Allora, intanto non perdo altro tempo. Allora, innanzitutto vorrei iniziare salutando tutti i telespettatori che ci seguono da casa, che seguono Chi ti questo segue? programma. Chi ti sta seguendo in questo momento? No, così, Mamma, un saluto papà, generale. Gli amici. Allora, con questo messaggio vogliamo portare appunto un messaggio, perché quando si parla di autismo è sempre un tasto dolente, perché praticamente chi ha paura, cioè ci sono persone che hanno paura e ci sono anche persone che facilmente danno delle etichette. Noi con questi prodotti vogliamo dare un messaggio che l'autismo non è una malattia, è una neurodiversità. Noi ragazzi percepiamo la vita da un punto di vista completamente diverso, ma noi con le nostre forze ci impegniamo nella vita di tutti i giorni. Gabriele scrive: devi essere consapevole che fare e pensare diversamente è normale, come normale è avere delle abilità. E adesso, Luca, se sei d'accordo, manderei il video che racchiude un po' i momenti dell'associazione e si chiude con un'altra abilità di un collega di Carmelo, così vediamo insieme. Complimenti, bravissimi, Complimenti. E queste ultime erano le note dell'inno nazionale sull'autismo, dal titolo Diverso da chi, cantato da Samuele Di Natale, che è un ragazzo della cooperativa. E volevo chiedere, in riferimento a questo bellissimo progetto musicale, per spostarci dalla cioccolata alle note, alla dottoressa Madonia, che ha seguito Samuele in questo lungo percorso, come è nato il progetto e quale sarà il tour che farete in giro, ecco, con questa canzone? Ecco, in realtà Samuele non è la prima volta che canta ed è ospite alla RAI. Samuele è un ragazzo che, come tutti e come già anticipato Carmelo, ha un'abilità. Ognuno di noi, io non parlo soltanto dei ragazzi con disturbo dello spettro dell'autismo, ognuno di noi è unico e ognuno di noi ha delle abilità. Ecco, Samuele è una perla all'interno di tante perle i ragazzi tutti hanno tanta voglia di farsi conoscere, di far vedere che loro sono veramente in gamba. Sono stati molto delusi dalla società e all'interno di questo percorso loro si sono sentiti veramente apprezzati sono molto entusiasti quando partecipano a diversi eventi come quello di presentare il progetto all'interno delle scuole, partecipare a mercatini di Natale o andare presso le case o all'interno di studi di professionisti e consegnare prodotti che hanno realizzato con tanta gioia e anche nel divertimento, perché come avete visto nelle foto i nostri ragazzi si divertono, sono molto felici ed è questo la cosa che caratterizza questo nostro progetto, proprio perché in ognuno di loro c'è un bellissimo sorriso e tutto viene svolto nella semplicità, nella gioia. È vero, ed è una felicità, una gioia che riuscite a trasferire, a trasferirci. Secondo i dati, gli ultimi dati recenti, in Italia una persona su 77 presenta autismo. Quanto è importante all'interno di un territorio avere un punto di riferimento come la vostra associazione, dottoressa Caci? Allora, il nostro centro diciamo che adesso è diventato veramente un punto di riferimento per quella che è la comunità gelese, ma ha coinvolto anche i comuni limitrofi, perché adesso anche i ragazzi del territorio di Butera, di Mazzarino e di Niscemi vengono seguiti anche dal nostro centro, dalla nostra cooperativa. Diciamolo, quanti sono i ragazzi che adesso ruotano ne seguiamo 44. Non sappiamo con il nuovo progetto che partirà a breve quanti saranno, se si uniranno altri ragazzi. Come si fa ad avvicinarvi? Ecco, Allora, il progetto prevede un passaggio dal centro autismo che insieme alle dottoresse prepara un piano terapeutico individualizzato che noi attuiamo. La prima parte, diciamo, tutti questi 8 mesi sono stati diciamo per noi il banco di prova. Abbiamo realizzato quello che era il progetto educativo e ricreativo per questi ragazzi.
il nuovo progetto sarà un progetto sociosanitario, quindi inseriremo anche nuove figure professionali che seguiranno almeno il gruppo dei più piccoli, perché non vogliamo interrompere il processo e il progetto fatto con gli adulti. Infatti abbiamo anche nuove idee che speriamo possano partire entro il 2024. Facciamole raccontare a Carmelo queste nuove idee, perché ho letto che il vostro sogno è quello di aprire un bistrò. Sì, allora praticamente è arrivato questa comunicazione, ecco. Allora devo dire che sono rimasto, almeno dal mio punto di vista personale, sono rimasto veramente sorpreso da quanto questo progetto, che è cominciato da cioè praticamente un progetto ludico, è diventato adesso un impegno formativo. Un progetto lavorativo, esatto. Lavorativo vero e proprio. Sì, esatto. Quanto ti piacerebbe lavorare e in quale ambito ti piacerebbe lavorare? Allora, nell'ambito non sono sicuro, sono ancora indeciso sul momento, però fatto sta che io darò tutto me stesso. Anche perché Luca devi sapere che ha fatto il liceo linguistico e Carmelo parla 4 lingue, ha studiato 4 lingue, quindi ha una formazione. Quindi insomma quando vengono i turisti gli puoi vendere tutte le cose, i cannoli, le cartocciate, gli arancini, no? Noi lo vediamo proprio come addetto alla comunicazione. Ah, proprio direttamente. Sì, proprio. Del bistrò. Allora, apriamolo questo, se no ce lo conserviamo fino a Pasqua prossima, no? Così, mentre spacchetto... Ne porteremo un altro, magari più grande, il prossimo per anno. vedere qual è la sorpresa, chiederei alla dottoressa Campanaro l'importanza per i ragazzi di questi percorsi dello stare insieme, della condivisione, di farlo anche attraverso dei lavori manuali, come quello di confezionare da zero un uovo di Pasqua. Scusa, questa confezione, Carmelo, questa l'avete fatta tutta voi, no? Insomma, sì, avete confezionata. Ci siamo occupati del confezionamento e anche della consegna a domicilio. Accidenti, quanti ne avete venduti, dottoressa? 280. Accidenti, numeri importantissimi. Avevamo... Questo è l'ultimo rimasto? Sì. L'unico e ultimo rimasto che apriamo noi, quindi con grande gioia. Noi adesso vi faremo vedere la sorpresa, passiamo solo dalla dottoressa Campanaro per l'ultima battuta. Dottoressa. Io ho avuto il piacere e l'onore di seguire in prima persona il gruppo di Carmelo, dei giovani adulti. Risulta fondamentale per loro questo percorso, anche perché, Carmelo, correggimi se sbaglio, quando abbiamo iniziato questo progetto, ad un certo punto quello che risaltava maggiormente era il loro pessimismo e la loro delusione rispetto alle istituzioni. E ricordo che questa delusione mi arrivò come un pugno nello stomaco, che ne parlai immediatamente con la progettista, la dottoressa Caci e la dottoressa Madonia, e insieme abbiamo formato questo progetto lavorativo e formativo, perché i ragazzi volevano sentirsi parte integrante della società, volevano entrare e sentirsi importanti all'interno del sistema, quindi per loro è un riscatto. Ci state riuscendo? Cioè, qual è il feedback che avete proprio dagli utenti, dai ragazzi, dagli adulti anche, che avete coinvolto? Allora, il feedback che ci ritorna è assolutamente positivo e la testimonianza maggiore sono i volti e l'entusiasmo dei ragazzi, perché inizialmente si arrivava con un certo distacco, perché quella delusione l'abbiamo portata sulle spalle di quei ragazzi, no? Ad un certo punto si è proprio creato un lavoro empatico in prima battuta e successivamente di lavoro. Questa sinergia ci ha unito ancora di più e i ragazzi adesso procedono in autonomia a fare le chiamate sulle vendite, sulla produzione, addirittura si sono sostituiti a noi, nel senso che sono direttamente loro che prendono contatti anche con la pasticcera Rosa Scudera. Complimenti. Allora, mentre Assi apre l'uovo, io vi ringrazio personalmente a nome di tutti i telespettatori che stanno guardando questa trasmissione, perché voi, lo dico a voi tre, fate un lavoro silenzioso, voi e i vostri colleghi in tutta Italia e insomma in tutta la Sicilia, in tutto il mondo, fate un lavoro silenzioso, è un lavoro che spesso non paga quanto dovrebbe, perché c'è tanto sacrificio dietro, e quindi noi vi ringraziamo per questo, però quando poi vedete questi risultati, insomma, ci fate commuovere e ci date speranza che possa esistere davvero una società migliore, quindi grazie a voi. Chiudiamo con la sorpresa che abbiamo trovato all'interno dell'uovo, è un braccialetto che indosserò diversamente ma
diversi ma simili. Carmelo, grazie per questo messaggio. Io che voglio abbiamo, l'uovo di Pasqua, che non è abbiamo, un pezzo di che cioccolato. abbiamo Rompilo, portato oggi in Rompilo, in diretta, trasmissione. voglio vedere l'uovo di Pasqua in diretta aperto da Bene, ecco. proseguiamo perfetto. con la merenda. Con la merenda. Allora ci buonasera a siamo, tutti. grazie a tutti per averci seguito. Noi ci mangiamo un pezzo di cioccolato, guarda, faccio tutto in diretta, eccolo qua. Pezzo di cioccolato. Buonissimo, ma non avevo dubbi. Grazie per averci seguito. Appuntamento al sabato prossimo, sempre qui su Telecolor. Il Punto. Ciao a tutti. Buonasera. Buonasera. Buonasera.